un ospite veramente eccezionale quest'oggi. Siamo qui al Jumping International di Monte Carlo. Abbiamo la presidentessa Diane Fissore, la presidentessa della Federazione Equestre di Monaco. Quindi presidentessa, questo grandissimo successo, ormai questa competizione è la terza, attrazione per Monaco a livello sportivo, dopo addirittura la Formula 1 e il Rolex Master. Sì. Ed è venuto un grande evento che è veramente uno dei più importanti del sportivo di Monaco. Sì, abbiamo detto quasi ormai al terzo posto. Volevo fare qua una domanda perché ieri abbiamo partecipato, abbiamo visto questa competizione straordinaria. Le facevo dire qualche parola sulla competizione, sulla Pro-Am Cup. La Pro-Am Cup è una competizione che abbiamo iniziato e creata con Charlotte Casiraghi. Perché lei voleva fare una prova un po' ludica e un po' più differente, magari meno sportive e un po' più per avere un'ambiance un po' differente del total sport. Sì, infatti sono, da come abbiamo visto, sono dei grandi professionisti e con degli amatori che la combinazione di due che fa una prova tanto interessante. Ecco, noi faremo poi passare ovviamente le immagini di questa competizione che appunto è per oggi. Invece cosa è previsto come diciamo programma? Abbiamo visto che ci sono anche i salti, insomma ci sono salti anche per i giovani. Oggi? Sì, stamattina abbiamo avuto le prove dalle 2 stelle e adesso abbiamo una prova per i pony e dopo la Global Champions League. Bene, quindi abbiamo avuto l'onore anche della presidentessa che ci ha annunciato che cosa andremo insomma a farvi vedere a breve, e a breve anche la nostra Noa che per i saluti di quest'oggi ci raggiungerà. Siamo qui con Noa Avena, che è la nostra blogger, direi la più giovane blogger del settore appunto dello sport equestre. Lasciamo a Noa quindi i saluti e anche i ringraziamenti. Colgo l'occasione per ringraziare lei e ringraziare la Federazione del Jumping e la vostra Federazione Equestre di Monaco. Sono molto entusiasta di essere qua perché è bellissimo e di aver assistito anche a tutte le gare e sicuramente ne parlerò nel blog. Bene, grazie a tutti.